Progetto Girgenti. L'amministrazione comunale mette la propria firma in calce a due progetti che però senza i fondi del governo nazionale non potranno veder luce. Come era stato annunciato dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il comune e la giunta continuano il percorso rispetto al piano di riqualificazione urbana attualmente congelato fino al 2020. La motivazione risiede, come noto, nelle controverse vicende che hanno riguardato il bando per le periferie. Dopo una serie infinita di polemiche anche locali sull'esecutività o meno dei progetti presentati e sull'effettiva necessità di questi aspetti ai fini di ottenere le risorse, infatti, si era chiarito che in realtà solo le prime 24 città italiane in graduatoria riceveranno i fondi. Tutte le altre, tra cui Agrigento, dovranno aspettare 2 anni. L'amministrazione Firetto però ha ritenuto di completare le procedure burocratiche di alcune delle iniziative progettuali, ovvero quelle che non necessitavano di progetti esecutivi, come la creazione di una stazione di bike sharing in piazza Sinatra o che avevano già un progetto pronto da anni come rifacimento e rifunzionalizzazione di piazzale Rosselli. Così la Giunta, per questi e altri probabilmente nel prossimo futuro, ha ritenuto di fare comunque un passo avanti.